sollievo a vivere la vita in sé, ma vivo quei momenti in cui non sento che c'è un motivo che mi spinga a credere in me, solo in me. Ma perché? Mi sento troppo timido, che farò di tutto ma qui io in giro mi lamento. Se crede se questo sentimento, vivo con filosofia, con la convinzione che io sono sempre più convinto che come bene si conta, come bene si conta, come bene si conta, alla giravolte furria, come bene si conta, come bene si conta, come bene si conta, giravolte furria, ascolta mia. E conta solo su di te, senza fare i complimenti, di amici, dei parenti, tu non ci accattare i nienti. Poi mi guardo intorno e vedo gente che spesso non crede che per essere felici basta poco, tu che dici? Mi sento troppo timido, che farò di tutto ma qui io in giro mi lamento. Se crede se questo sentimento, vivo con filosofia, con la convinzione che io sono sempre più convinto che come bene si conta, come bene si conta, come bene si conta, alla giravolte furria, come bene si conta, come bene si conta, come bene si conta, giravolte furria, ascolta mia. E cosa importa se nella tua mente a volte gira tutto oppure niente, quando sembra a volte che non c'è la via d'uscita, tutti i tuoi perché, basta adottare un vecchio detto che libera la tua mente senza se, e questo detto voglio dirtelo così com'è. Aspetta, compa, qual era sto vecchio detto? Come bene si conta, come bene si conta, come bene si conta, balla giravolte furria, Ancora, e quindi come fa? come bene si conta, come bene si conta, e come bene si conta, giravolte furria, ascolta mia, come bene si conta, giravolte furria, ascolta mia, come bene si conta, giravota e furria, ascolta mia. E quindi? Come bene si conta. Dunque mi voglio rivolgere ai giovani. Ai giovani dovete essere tranquilli e beati. Entrate in una libreria, che ci sono dei libri divertentissimi, andate a leggere e non tutto il giorno sfogliare. Guardate, fate come per esempio, io non posso sfogliare niente, vedete qual è il mio telefonino? E non so manco il numero, guardate qual è, di dietro ce l'ho scritto il numero. Perciò io, siccome sono nato, vabbè, sono stato agevolato, sono nato ai tempi quando c'erano i cetofoni. Va bene, che bussavano, io ci pungevo il bottone, perciò questo io dico pronto, dice, me lo mando un messaggio, non lo faccio mandare. Cioè, che cosa volete? Fate come me, io ho la bellezza di 90 anni, sono arrivato a 90 anni perché non ho avuto i telefonini, non ho avuto cose, non c'è stato niente, va bene. Sono vissuto fino a 90 anni, cosa volete? Fate come me, andate a teatro, perché il teatro vi giova molto. Quando voi altri andate a vedere a 17 anni un'opera di Verga, un'opera di Pirandello, un'opera cose, quando farete i tema poi a scuola prenderete sempre 8, perché già avete una base completa. Se vi annoiate, invece cosa fate? Sopra i muretti, a fumare, speriamo fumate buono, qualche sigaretta, non fumate marijuana e altre sostanze dannose, quelle vi portano poi alla morte e non ve ne potete più uscire. Invece fate come me, la vita è tranquilla e badate sempre a quello che dicono tante volte i genitori. Tante volte i genitori non è che cercano di aiutare i figli, ma tante volte dicono delle cose che voi altri non siete d'accordo. No, ascoltate sempre il padre, la madre, quello che vi dicono. Va bene? Se poi c'è un fatto che andate a scuola
e il maestro vi rimprovera, non mandate a vostra madre a denunziare il maestro, va bene? Il maestro vi dà un insegnamento, se vi dà, va bene che non vi può alzare le mani, ma ai miei tempi si alzavano anche le mani. Io mi ritiravo, mi ricordo a scuola, con bacchettate nelle mani, ma mi ritiravo a casa con le mani in tasca. E mia madre appena se ne accorgeva che avevo le mani in tasca, dice, li hai buscati. E mi dava la voce in corpo. Perciò lasciate stare tutte queste cose. Vi auguro un mondo di bene e un abbraccio affettuoso. Ciao!